Amici bellini, calcio giocato, il campo con tutte le cose. Ci sono cose interessanti da vedere, tattiche, anche le prestazioni individuali di un Napoli che insomma bisogna... Parliamo, cominciamo. Allora, Giovanni Grieco, benvenuto. Esatto, tutti i nuovi iscritti che si stanno iscrivendo, quelli che vedono gli shorts, che aiutano gli shorts, quelli proprio shortini, i famosi shortini che servono ad aiutare la barca, e quelli che lasciano i like sono i miei eroi, perché non, cioè, sembra facile lasciare il like, ma richiede un certo impegno, e sembra facile giocare con il Crystal Palace, ma non lo è assolutamente. Prima di tutto perché è una squadra tosta, sono bei ragazzoni e non c'è male, e poi la pioggia, le cose incredibili, insomma, non era una partita, però queste sono partite importanti secondo me, perché il Napoli fatto del talento, il Napoli con questi ragazzini, gli sbarbatelli, devono anche cominciare a fare il callo a situazioni del genere dove tu devi giocare nel fango e la palla cerchi di controllarla ed è difficile da controllare perché ti scivola, e tu che sei un giocatore di tecnica, io ho sempre pensato poi che nel fango avere più tecnica è meglio che non essere proprio tosto fisicamente, perché la devi controllare bene. Ma il Napoli si trova proprio in questa situazione qua. Prima di tutto mi sono scritto: bella sfida tra Mario Rui e Olise. Bel giocatore Olise, e Mario Rui che insomma lo soffre fisicamente, non si è mai arreso. Una bella sfida tra i due. Poi ci sono stati alcuni strappi di Ndombele interessanti. Noi possiamo anche andare con un Ambrabama tattico, perché io sono pronto, sono prontissimo con la maglia della Renna. Questa era la formazione con cui è sceso in campo il Napoli. Ovviamente Ndombele ed Elmas si possono alternare un pochino, addirittura ad un certo punto si vede, perché questo poi è la cosa tattica che Spalletti sta tentando disperatamente di spiegarci, che i moduli non esistono più e non dobbiamo essere legati ai numeretti. Se Elmas sta qua, Ndombele sta qua, io spesso li ho visti a due, Ndombele e Lobotka, e ve ne rendete conto anche perché alle volte uno lo trovi a sinistra e uno lo trovi a destra. Bisogna adattarsi al momento della partita, e se voi vedete Elmas a un certo punto quasi più avanti di Osi nel primo pressing, vuol dire che Elmas sta sotto punta, fondamentalmente è una delle mezze ali che finisce sotto punta ad aiutare Osi, perché cosa abbiamo sempre detto? Che Osi non deve essere isolato, deve essere aiutato. Elmas lo fa bene, Raspadori lo fa bene, Zielinski lo fa bene, Ndombele forse un pochino non tanto, e Anghissà nemmeno. Quindi sono dei giocatori che però stanno provando a dare anche loro questo di più che serve per riempire l'area, altrimenti non sei pericoloso. C'è una parata di Meret su Eze, pressing alto del Napoli, me lo sono scritto, ci hanno provato sicuramente, e poi purtroppo dobbiamo segnalare un errore di JJ che porta poi al gol di Zaha, proprio un errore in fase di impostazioni, inciampi eccetera eccetera. Forse JJ insieme a Kvara, forse quelli che ho visto Kvara un po' indietro di condizione, roba normalissima. Ma tu critichi sempre, no, stiamo vedendo la partita. Se dobbiamo dire tutto a posto madama alla Marchesa, no, è inutile, dobbiamo vedere le piccole cose, sai, Meret che potrebbe uscire un pochino prima, alcune cose JJ così, però sono cose normalissime. E poi subito dopo, tra le cose non normalissime, che dopo il canale Telegram, vedi Salvatore Pengue che dice: non ci sono dubbi, perché ci stiamo parlando tatticamente io e Sasà del Caffè Napoli, perché dici ma tutti quanti che stanno parlando di sta mezz'ala, ma si vede bene. Insomma, c'è un gol di Osi che è una roba straordinaria, perché dopo il passaggio di Politano, questo taglio al centro di Politano, Osi fa un primo controllo, un palleggio, la palla sembra che gli scappa, gli vanno addosso in 500, fa due palleggi ancora, sombrero a scavalcare, si mette davanti, tiro al volo ad incrociare. Signori, questo è un Eurogol, lo trovate negli short e speriamo che tutto a posto, perché io mi sono preso delle responsabilità. Dopodiché si passa al secondo tempo che vede un po' di cambi. Allora vediamo di metterli subito in campo, così non andiamo in confusione, senza che li scrivo come sostituti, perché poi li devo girare assai in campo. Quindi entra Zanoli al posto di Di Lorenzo,
e Zanoli poi sarà anche protagonista di un assist, ma andiamo con calma. Al posto di JJ entra il giovane Barba, non male, resta Mario Rui inizialmente e a centrocampo esce Lobotka, entra Gaetano e ci ritroviamo subito Raspadori. Cosa succede? Io li ho visti proprio così, poi voi mi dite nei commenti. Gaetano e Dombele qua, Raspadori, che non lo vedete sempre Raspadori, perché noi vogliamo vedere Gaetano così, però se Raspadori poi finisce anche lui qua, vuol dire che non stava proprio qua, e molto spesso ce lo ritrovavamo a destra. Allora Raspadori, ragazzi, era a tutti gli effetti sotto punta, se non seconda punta, se non punta effettiva, insieme a Simeone, che entra al posto di Osi, e al posto di Kvara si sposta Elmas, esatto, si sposta Elmas sulla sinistra, quindi abbiamo una situazione di questo tipo, proprio senza proprio biasimo, proprio chiarissimo. E quindi abbiamo questo, il famoso triangolo della Bermuda che si gira così, a supporto molto vicino a Simeone. Bel dribbling di Politano che porta un calcio di punizione qua. Politano mi è sembrato in una buona forma, un buono stato di forma anche a livello difensivo per dare una mano a Zanoli. Ho visto che non scambiava tanto con Zanoli, non gli dà la palla così come gliela dà Di Lorenzo, il che è una cosa anche normale. Dopodiché un salvataggio di Mario Rui, una bella diagonale che fa qui, che evita il gol del Crystal Palace. Poi c'è un bellissimo passaggio di Raspadori per Simeone che purtroppo cicca il secondo controllo e non riesce ad andare al tiro, peccato. Poi c'è un Ostigard che in realtà ce lo ritroviamo a sinistra con Barba più a suo agio a destra, quindi bene questo, così Ostigard si abitua anche a giocare a sinistra nel caso. Tanti anticipi, mi è sembrato proprio sul pezzo il ragazzo, e va anche al tiro ad un certo punto, dopo un anticipo continua e va al tiro parato dal portiere. Dopodiché c'è un gol di Raspadori, ragazzi, che è qualche cosa di spettacolare. C'è Ressa a centrocampo, Gaetano non molla, tanti contrasti, c'è del pallone a Raspadori che da questa zona qui proprio il siluro con tanto effetto che va nel set, imparabile, una roba bellissima. Dopodiché entreranno Zerbin al posto di Politano e lo mettiamo qua. Zerbin al posto di Politano. Entrerà Zedadka al posto di Mario Rui. Zedadka non male anche lui, sta provando Zedadka a convincere, insomma alla fine lui è stato reinserito nella rosa, non siamo 25, siamo 26, siamo 27, vediamo come la situazione di tempo come si evolverà. Dopodiché entrerà Marchisano al posto di Elmas, e quando entrerà Marchisano vedremo anche Zedadka spostato a destra, Zerbin spostato a sinistra e Marchisano che retrocede un pochino. Poi entrerà Spavone al posto di Ndombi, diamo un po' di soddisfazione anche ai giovani che sono entrati, e quindi questa è la situazione con cui il Napoli conclude, ma non è finita perché ci sarà un altro gol di Raspadori, credo l'abbia preso di sinistra, era talmente fulminea la cosa. Dopo un buono scambio con Zanoli va in fondo, mette un buon cross, Raspadori al volo beffa il portiere che è un po' anche colpevole. Poi c'è un'occasione per Simeone che non si concretizza. Ragazzi, questo Napoli, io vi devo dire la verità, non facile giocare su questo campo, non brillantissimi perché non possiamo, sarebbe assurdo essere, anzi mi preoccuperebbe essere già brillanti così. Dobbiamo mettere minuti nelle gambe. Ricordiamo dobbiamo ricordare le amichevoli di precampionato che non sono state brillantissime, ma è un Napoli che convince perché va sotto e reagisce subito. Il risultato non serve a niente, andatevi a vedere le amichevoli che hanno giocato oggi le altre squadre per sfizio, il Liverpool che perde con il Lione, l'Aston Villa che batte il Chelsea, la Sampdoria che fa 5 gol al Galaxy, non so, TS Galaxy, la Sampdoria che non segna mai, fa 5 gol, Sassuolo che vince con l'Olympic Marsiglia. Insomma, non servono a niente i risultati in questo caso, ci serve però vedere questi esperimenti, la seconda punta, capire se il 4-4-2 o 4-2-3-1, come volete chiamarlo, è un'opportunità. Si è provata la difesa a 3 nell'altra partita, era importante vedere che succede quando piove e non è facile, le condizioni non sono ideali. È importante anche andare in svantaggio, così tu non ti fidi al 100% dei tuoi compagni e dici devo fare un di più, devo fare quel di più. E poi è importante anche vedere come quelli davanti reagiscono e non ti preoccupare, non è successo niente, ci penso io, e fanno dei
dei gol bellissimi. Raspadori è onestamente on fire. Bene che abbia segnato anche Osimhen. Peccato per Simeone. Kvara ovviamente lo aspettiamo. Meretto la paratuccia l'ha fatta, ma non fa niente. Zanoli dovrebbe prendere fiducia, ma tanto sappiamo come andrà questa cosa. Bene Ostigard. Aspettiamo JJ, che comunque aveva avuto dei problemini fisici, quindi dobbiamo essere onesti sotto questo punto di vista. Non mi è dispiaciuto Gaetano nel secondo tempo, devo dirvi la verità. Ndombele sempre sì e no, è giusto che metta minuti, e quindi io sono soddisfatto della prova. Ho visto un buon calcio, ho visto un Napoli che deve mettere minuti nella gamma, ragazzi. Dobbiamo rientrare con calma, ci sono ancora altri amichevoli, c'è una maglietta che non fa paura a nessuno, ma magari, come dicevano i miei amici abbonati, distrae. Da New York Valerio Fluido è tutto, seguite gli short, che poi bisogna vedere così. Il mondiale non è finito, quindi noi dobbiamo ancora purtroppo confrontarci con il mondiale, che potrebbe... Ho visto una cosa, ragazzi, in chiusura, Modric che parla con Rodrigo, dice non è successo niente, forte, animo, dai, sbagliano tutti. Modric, che spessore incredibile. Nel momento in cui si parla di polemiche, atteggiamento dell'Olanda, l'atteggiamento dell'Argentina quando hanno vinto, tutte queste cose, le favorite, le grandi squadre, la Francia, Modric. E che bel sogno sarebbe vedere la Croazia vincere. Proprio ma anche e soprattutto perché tutti parlano l'ultimo di Messi, l'ultimo di Ronaldo, e Neymar che fa? Cavigli, i piante. E Modric? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.